La bozza dell'autonomia per il Veneto sta per arrivare sul tavolo del Consiglio dei Ministri. Il Ministro per gli Affari Regionali Erika Stefani la presenterà nelle prossime ore. Un risultato sembra essere stato raggiunto, l'accordo sulla norma finanziaria, anche se prevede inizialmente un trasferimento di risorse secondo la spesa storica e solo dopo 5 anni il parametro diventa quello dei costi standard. Luca Zaia è ottimista, del resto non è un mistero il suo pressing al vice premier Salvini. Con l'autonomia la Lega si gioca un'enorme credibilità che potrebbe tradursi in voti. Assolutamente sì, la norma finanziaria, come si dice, l'articolo riguardante la norma finanziaria come è stata discussa ieri a noi va bene. Un percorso comunque non facile, con molti nodi da sciogliere, infrastrutture, sanità, cultura, le competenze che afferiscono a ministeri a guida pentastellata. Guardi, la data del 15 febbraio, come ipotizzata dal Premier Conte, prevedeva la chiusura dei tavoli tecnici ed è esattamente avvenuto ieri, con la chiusura col tema della norma finanziaria. Adesso la bozza c'è una bozza importante, se venisse approvata con tutte le nostre richieste io sono pronto a firmarla in qualsiasi istante. Restano in piedi però degli aspetti relativamente al tema delle infrastrutture, al tema della cultura e al tema dell'ambiente e della sanità. Però sono un inguaribile ottimista, sono convinto che una soluzione la troveremo. Direi che ci sta che ci siano perplessità, noi siamo qui pronti a chiarire e soprattutto non possiamo accettare che qualcuno dica che questa è la secessione dei ricchi, perché vuol dire prima non rispettare la Costituzione, dopo non aver capito nulla. Dopo il vaglio in Consiglio dei Ministri toccherà al Premier Giuseppe Conte convocare i presidenti delle 3 regioni per un one-to-one per limare i punti e valutare le controproposte. Noi vediamo le controproposte, abbiamo chiesto un bel po' di roba. Siamo convinti del fatto che questo porti ad essere più efficienti, ma come chiunque altra regione chieda queste competenze. Non posso accettare che ci sia il mio collega De Luca che invece di fare una battaglia per portare a casa l'autonomia, fa la battaglia perché gli altri non abbiano autonomia. Vuol dire che sì, la campagna ha scelto l'assistenzialismo, ce lo dica. Una volta firmata l'intesa ci sarà l'iter in Parlamento, un passaggio che potrebbe essere ancora più ostico. Si parte dalla spesa storica che verrà superata nel giro di 3-5 anni con la norma finanziaria che è stata scritta ieri, però è pur vero che quelli che si agitano di più sono gli stessi che si agitavano difendendo la Costituzione fino a pochi giorni fa. Poi si sono accorti che la Costituzione che aveva in mano prevedeva proprio quello che noi chiediamo.